Cummare e compare, oggi in Sicilia ne mangiamo cipolla arrostuta. Che forza che aniva luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesta a fare una voce, taglia che forza. Buongiorno, io sono Gaetano Angelica, titolare del ristorante Le Due Palme. Avevo l'onore di cucinare qualche piatto per voi. Prego, accomodatevi. S'arrivolgia lo santo patriarca, dopo 3 giorni affonnò a barca, taglia che forza che aniva luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesta a fare una voce, taglia che forza che aniva veloce. C'era una volta un povero becchino che aveva 3 giorni con burre cavanente, s'arrivolgia allo santo dell'altare, dopo 3 giorni lui era burrecare, taglia che forza che aniva veloce, che con le corna muovono i valate, se non era lesta a fare una voce, taglia che forza che aniva veloce. C'era una volta un paccaro di Rausa che aveva 3 mesi che non mangia niente, s'arrivolgia alla santa Isacca, dopo 3 giorni c'allampò a vacca, taglia che forza che aniva veloce, che con le corna muovono i valate, se non era lesta a fare una voce, taglia che forza che aniva veloce. C'era una volta un zanzale pescarano che aveva 3 mesi che non contrattava niente, s'arrivolgia a San Vincenzo dei Cavalli, dopo 3 giorni ci si caribati, taglia che forza che aniva veloce, che con le corna muovono i valati, se non era lesta lo una voce, taglia che forza che aniva veloce. C'era una volta un massaro muricano. Allora, oggi vi facciamo vedere come si fa la cipolla arrostita di Giasadana. Allora, gli ingredienti sono cipolla, origano, peperoncino e olio extravergine di oliva. Allora, prendiamo 2 cipolle e le mettiamo nel forno a 200 gradi, normalmente un forno in pietra. Per circa 20-25 minuti. Facce di vero cuotto, crepo un maroro spatto, dimmi cosa t'ho fatto che non mi guardi. Allora, dopo prendiamo le nostre cipolle. Se non mi pinno tutto mi pinnerò. Rosa restigiti, roso a nervizio, dolce delizio di gioventù. E non mi dire radio, e non mi dire brutto, se non mi pinno tutto mi pinnerò. Lo facciamo a pezzettini un po' grossi. Pinno dopo acqua picanna, tutti questi mamma. E non mi dire radio, e non mi dire Un po' di peperoncino. Dell'origano, un po' di sale e dell'olio extravergine di oliva. Il piatto è pronto. E non mi dire l'ario, e non mi dire brutto, se no mi pinno tutto mi pinnerò. Amici, prima che venite, ricordatevi che se ogni cane che ti abbaia appresso ci tira una pietra, non ti basta il tempo, la tua vita. Rintra capanna, vino dopo acqua picanna, tutti questi mamma e non mi dire l'ario, e non mi dire brutto, se non mi pinno tutto mi pinnerò. E da reward
in cabina, venuto pacca carabina, tutti un 100 colpi mi sparo. La cipolla arrostita è una cipolla molto semplice da preparare. In pratica basta mettere una cipolla, come avete visto in un forno di pietra o un forno che avete a casa, portarla a cottura e poi aggiungere del buon olio extravergine d'oliva, origano, del sale, peperoncino se a piacere e dell'aceto.